Noi riteniamo che le uniche due armi a disposizione per poter sconfiggere la pandemia, oltre alla vaccinazione, ci sono anche il rispetto delle regole del contenimento, perciò tutti dobbiamo essere responsabili nel poter evitare l'espansione di nuove varianti. Sono 450 le realtà tra pubblici esercenti, albergatori, negozianti rappresentati da Confesercenti Venezia, che da una parte ritengono utile il Green Pass, dall'altra però sono fermi nel dire che il vaccino non è l'unica soluzione per contenere il virus. Se dobbiamo scegliere tra le chiusure e il rispetto e l'uso di questo strumento digitale, noi siamo per la seconda, perciò lo consideriamo anche un strumento favorevole. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi nell'utilizzo del Green Pass, gli esercenti esprimono forti timori, evidenziando non poche criticità in questa modalità. Prima di tutto questo carica gli esercenti di uno strumento incomprensibile, noi non abbiamo i mezzi digitali, tecnici e legislativi per poter verificare se questo strumento è vero o è falso. Oltre a questo ci carica di una eccessiva responsabilità legale, ci ritroveremo nelle situazioni incomprensibili. Un altro punto incomprensibile riguarda l'obbligo del Green Pass sulle filiere sagre all'aperto, no? Se il virus all'aperto nei ristoranti non è così contagioso, anche senza poter mettere nell'obbligo l'uso del Green Pass, perché dobbiamo mettere sulle sagre e sulle filiere all'aperto. Un altro punto critico riguarda di non considerare strumento sufficiente il Green Pass per l'apertura delle discoteche. Anche questo è un comparto in grosse difficoltà. I dubbi sono soprattutto sulla gestione dei controlli, in particolare nelle serate estive affollate. Chiediamo delle correzioni immediate, ma vogliamo anche dei chiarimenti: come possiamo rispettare il controllo, come possiamo procedere con il controllo di questo strumento digitale.